Venerdì 19 agosto, buona giornata, ben ritrovati qui su Rete Veneta in Focus TG fino alle 13:30, come sempre un'ampia carrellata di notizie, cronaca, aggiornamenti dal nostro territorio. Avremo come sempre anche collegamenti in esterna, il primo tra poco in apertura sarà dedicato agli effetti della ondata di maltempo di ieri, in particolare su Chioggia, ma come vedremo in apertura con i servizi un po' in tutto il territorio. In queste ore per il momento sta andando un po' meglio, ci sono nuvole, qualche pioggia, ma molto più tranquilla rispetto a ieri. Torneremo anche sulla morte dell'avvocato Nicolò Ghedini, parleremo di un esposto da parte di un barista in centro a Padova dopo un'aggressione subita, anche qui avremo il collegamento con la nostra troupe esterna. Poi parleremo di bollette, è un tema quotidiano, mensile o bimestrale a seconda delle scadenze, tema domestico, familiare, ma anche degli enti pubblici. Sappiamo che molti hanno deciso di spegnere ad esempio i lampioni, di risparmiare il più possibile, bollette che aumentano anche per le case di riposo. Ci collegheremo con la direttrice della casa di riposo di Asiago per capire com'è la situazione anche in quella struttura. E poi ancora parleremo di turismo nella nostra scaletta di Western Isle, anche questo è un argomento quotidiano di queste settimane. Ma partiamo allora dall'ondata di maltempo che ha colpito centro e nord Italia, le 2 vittime in Toscana, come sapete, forti danni anche su tutto il litorale ligure. E poi via via nell'Emiliano e in Veneto, nel Basso Rodigino e nel Veneziano colpito il campanile di San Marco, da cui sono caduti anche alcuni frammenti, danni a Chioggia, sulle spiagge del litorale e al Lido di Venezia. Vediamo. Pioggia battente, forti raffiche di vento si sono abbattute violentemente sul veneziano nel primo pomeriggio. Anche il campanile di San Marco è stato colpito dal nubifragio che con la sua potenza ha provocato il distacco di alcuni frammenti di mattoni. I turisti che erano in visita sono stati fatti uscire immediatamente e la zona transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso caduti dall'alto. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km all'ora. Per circa 10 minuti sono state così violente da rovesciare i tavolini all'aperto e gli ombrelloni in piazza San Marco. Due persone, tra cui un ragazzino, sono rimaste leggermente contuse. C'è chi ha anche ripreso pezzi di scuri cadere in acqua. Cascai scuri. Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all'aperto, chiusa la spiaggia di San Nicoletto. Un camion che si stava imbarcando su un ferryboat si è inclinato per effetto delle folate di vento. Nella zona dei giardini è stato divelto il chiosco di un'edicola. Danni anche a Chioggia, con raffiche di vento e pioggia che si sono abbattute sul centro storico e sul mercato, oltre ai danni agli stabilimenti balneari. Sul posto il sindaco Armelao. Abbiamo avuto più di tutto problemi nel centro storico, in Corso del Popolo, dove era in corso anche il mercato settimanale, quindi diversi banchetti degli ambulanti sono stati colpiti e abbiamo avuto una caduta di un albero nel quartiere di Saloni e anche di un muretto nella zona della chiesa di San Domenico. Ho attivato il COC, il centro operativo comunale di protezione civile, e scriverò adesso anche al presidente del Veneto Luca Zaia di dichiarare lo stato di crisi anche per il nostro territorio, che ha subito comunque dei danni. Adesso dobbiamo ancora quantificare quanti. Sono appena stato qui al pronto soccorso per sincerarmi che non ci siano stati interventi dal punto di vista sanitario. Da quello che mi dicono non hanno avuto richieste di intervento per persone che sono state ferite a causa di questa perturbazione violenta che si è abbattuta sul nostro territorio comunale. Spiagge danneggiate anche a Cavallino, Eraclea e Bibbione, dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito alla testa, alla schiena e alla gamba destra da una tavola da surf volatagli addosso. È stato soccorso dal bagnino e ora è in ospedale a Portogruaro per accertamenti. La strada iesolana è rimasta bloccata per la caduta di un albero in mezzo alla carreggiata.
Colpita la spiaggia di Orobiccia, Jesolo, dove sono andati distrutti una cinquantina di ombrelloni. Allagamenti e sradicamenti di alberi segnalati a Mestre, San Donà di Piave e il Miranese. A Bevazzana di San Michele al Tagliamento un tir è stato rovesciato dal vento e ha schiacciato una pensilina. Colpite anche alcune imbarcazioni del polo nautico a Punta San Giuliano, ma non ci sono stati danni alla struttura. E tra poco andremo proprio in collegamento a Chioggia con Ilaria Marchiori per verificare la situazione. Intanto arriva un aggiornamento per quanto riguarda Venezia città, quindi il campanile di San Marco. I vigili del fuoco stanno facendo alcune verifiche alla struttura. La polizia locale ha delimitato l'area, l'abbiamo visto anche nelle immagini, per consentire il sopralluogo. Sono esclusi problemi statici al campanile. Tra le ipotesi c'è quella che una delle pareti del campanile possa essere stata colpita da uno degli oggetti, forse sedie, tavolini o suppellettili, sollevati dal forte vento, e che qualche scheggia di mattone sia quindi caduta a terra. Ieri sera il Patriarcato di Venezia, dopo le verifiche della Procuratoria, aveva smentito la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici. È in corso l'ispezione anche con un drone in dotazione ai vigili del fuoco. In piazza c'è anche una squadra del nucleo sistemi aeromobili pilotaggio remoto che sta verificando proprio la situazione del campanile. Andiamo anche nel Bellunese. Le precipitazioni anche qui sono state accompagnate da forti venti che hanno causato anche dei danni alla struttura del Palapieve a Pieve dal Pago. Il sindaco Alberto Peterle è subito intervenuto allertando i vigili del fuoco, che hanno aperto un lato della tensostruttura per evitare ulteriori danni con i temporali. L'entità del danneggiamento anche qui al vaglio dei tecnici, che dovranno definire tempi e modalità per la riparazione. Maltempo anche nella Marca trevigiana, non tanto la pioggia in questo caso quanto il fortissimo vento ha provocato danni creando disagi. L'annunciato maltempo ha raggiunto la Marca e dopo le piogge di ieri sera e stamattina il fenomeno più intenso poco dopo le 13, quando Treviso e la zona orientale della provincia sono state sferzate da un violento nubifragio con forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, una ventina, anche lungo la Restera, fatto cadere in strada rami, causato diversi blackout e fatto volare tavolini e ombrelloni anche in pieno centro. Questo è Piazzale Burchiellati. Una delle situazioni di maggior trambusto alla piscina Rosa Blu a Monastiera, accanto alla casa di caccia. In pochi istanti il vento ha messo sottosopra l'area intorno alla piscina esterna. All'1:30 c'è stato un forte temporale che ha purtroppo nella parte del bar rovesciato un po' gli ombrelloni e scoperchiato qualcosa. Adesso i nostri ragazzi stanno già ripristinando tutto. Siamo sempre ancora tuttora aperti per la piscina. Per l'esterno il sole non c'è, per cui non c'è nessuno. Domani siamo qua. Vento e acqua quindi, che negli istanti di maggiore intensità del temporale hanno rovesciato gazebo e divelto parte della copertura del bar, ma il personale si è subito adoperato per ripristinare l'area. Al momento abbiamo preso un po' paura, ma il danno non era così grave. A Preganzioli, in via Dese, una pianta è caduta sulle auto in sosta. A Mogliano un'altra si è schiantata sui fili elettrici. A Cessalto il vento ha spezzato un grosso albero, costringendo gli operai del comune a un intervento immediato. Analoghi problemi anche a Olmi di San Biagio, Motta di Livenza e Casier. Qui le potenti raffiche hanno letteralmente strappato dalla parete esterna di un appartamento la tenda che ricopriva il terrazzo, andata fortunatamente a schiantarsi con tutti i pesanti sostegni laterali nell'area verde sottostante e non in strada o dove poteva in quel momento transitare qualcuno. In via Tommaseo a Salgareda il vento ha scoperchiato un vecchio fabbricato, facendo finire travi e frammenti di copertura sul tetto accanto. 12 le squadre dei vigili del fuoco uscite nel territorio, una cinquantina gli interventi da eseguire in seguito alle molte richieste di aiuto arrivate alla centrale del 115. Continueremo a parlare di maltempo con il bilancio dal Vicentino, poi avremo anche, come detto, il collegamento con Chioggia, ma c'è tanta altra cronaca e notizie dal Veneto. State con noi, a tra poco.
Ancora insieme Focus TG, dunque continuiamo la panoramica sul maltempo. Dopo aver visto Veneziano, Trevigiano e Bellunese, vediamo la situazione di ieri nel Vicentino. Maltempo violento. La perturbazione atlantica si scatena sul Vicentino, rovesci intensi con forti raffiche di vento. Dalle 9 di mercoledì sera fino a tutt'oggi temporali investono la provincia di Vicenza. Anche nella serata di ieri il maltempo è stato particolarmente intenso, con raffiche di vento e pioggia che hanno abbattuto alcuni alberi caduti sulla strada. Per rimuoverli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, entrati in azione a Brendola, in via Cavour e in via Madonna dei Prati. A Sarego i pompieri sono intervenuti per liberare la strada in via Meledo Alto, mentre a Noventa Vicentina una squadra ha ripristinato la viabilità in via Masenello. A Vicenza il comune ha allertato la protezione civile che segue attentamente l'evolversi della situazione. Altri temporali, ma con una conformazione diversa, si abbattono sul Vicentino anche nel tardo pomeriggio e in serata fino alla notte. I temporali sono meno raggruppati e più sparsi, ma risultano ancora insidiosi, quindi dove colpiranno potranno ancora portare grossi disagi e anche eventualmente danni, perché la conformazione che hanno rispetto a ciò che trovano sul territorio potrebbe causare danni e altri problemi. Passata la prima linea di instabilità, anche oggi i temporali hanno segnato la giornata con temperature in netto calo rispetto all'afa dei giorni scorsi. Fino a domani mattina i cittadini sono invitati ad attivarsi per ridurre i danni che potrebbero generarsi, evitando di trovarsi in zone esposte durante i temporali, ricoverando i propri animali e mettendo al sicuro i propri beni come le automobili, le tende da sole e tutte le suppellettili che possano essere portate via dal vento o danneggiate dalla grandine. Da venerdì pomeriggio cessato pericolo. Dunque, cessato pericolo dalle prossime ore, tornerà il sole splendente domani su tutto il Veneto. C'è ancora molto grigio invece a Chioggia, dove si trova la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Mirko, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Chioggia, c'è grigio, però al momento il tempo e le previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi dovrebbero far ben sperare. Prima di dare gli ultimi aggiornamenti di Chioggia vi voglio parlare un attimo del campanile di San Marco, visto che sappiamo che anche ieri è stato in qualche modo colpito dal violento nubifragio che si è abbattuto anche sulla città di Venezia. Sono caduti alcuni pezzi, li abbiamo visti, alcuni pezzi di mattoni rossi e questa mattina c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un drone specifico che va a capire quali possano essere i danni effettivi che si sono venuti a creare sul campanile. Al momento, secondo le prime informazioni, sembra che non ci siano stati particolari danni statici. Potrebbe essere che una delle pareti sia stata colpita da alcuni degli oggetti che ieri volavano all'impazzata, come abbiamo visto nelle immagini anche dei nostri servizi nel corso dei telegiornali, tra sedie, ombrelloni o tavolini, ma ovviamente tutte le informazioni precise le avremo solo quando ci sarà un quadro più dettagliato da parte di questa analisi anche statica dei vigili del fuoco e del personale al lavoro da questa mattina in sopralluogo lì a Venezia. Al momento ci troviamo però qui a Chioggia, nel centro dei Salesiani, che è stato anch'esso colpito dal nubifragio di ieri, e insieme a me c'è il direttore Don Claudio Parolin. Buongiorno, benvenuto Don Claudio. Allora, quali sono stati i danni? Cosa è successo qui nel vostro centro? Sì, allora, sono stati 10 minuti di vento e di acqua che hanno in qualche modo portato abbastanza danni in casa, hanno sventrato, come si vede lì, un abbaino, l'acqua e il vento si sono infiltrati dentro la casa, ha fatto scoppiare dei controsoffitti, l'acqua è penetrata in tanti uffici, in stanze, rovinando fondamentalmente gli ambienti adibiti un po' all'ospitalità e agli uffici dell'oratorio. Siete riusciti in qualche modo a quantificare i danni? Per ora no. Io penso, così a grande stima, che sui 30-40 mila euro di danni li abbiamo. E abbiamo anche un corridoio che è esploso fondamentalmente col vento, lì abbiamo un po' di attrezzatura, di coperture che abbiamo pulito in questa mattinata e nella sera di ieri. È stata sventrata anche la copertura della palestra di roccia
e poi l'acqua quando entra si sa, e quindi abbiamo controsoffitti in tante stanze da rifare, da mettere in ordine, e quelli sono costi, insomma, ecco, così. Tra l'altro lei ha dovuto rientrare in tutta velocità perché non si trovava qui. No, ero ad Auronzo a farmi 4 giorni di vacanza, al secondo giorno è andata male, va bene, dai. Sono corso giù perché volevo capire anche con la comunità l'ingenza dei danni, capire gli sconfratelli se stavano bene e poi vedere anche il da farsi per i prossimi giorni, anche perché la paura era appunto che le previsioni non fossero ottime e quindi riuscire almeno a tamponare un po' per la questione acqua, vento, se fosse tornato il brutto tempo, per arginare i danni in qualche modo. Certo, quindi vedremo il da farsi nelle prossime ore. Grazie Don Claudio, e allora chiamo qui subito con me il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per darci una situazione di quello che accadrà nelle prossime ore, visto che lei è sempre a monitorare insieme anche a Vigili del Fuoco, Protezione Civile. Sappiamo che ieri ha seguito passo dopo passo quello che stava succedendo, sindaco. Sì, Vigili del Fuoco che ringrazio personalmente, perché a nome della città di Chioggia, che hanno lavorato tutta la notte. Nella nostra città è arrivata la scala mobile da Mestre, che era stata impegnata in altre emergenze, e hanno lavorato tutta la notte, e questa mattina stavano ancora lavorando, perché ieri sera a mezzanotte, quando li ho sentiti, avevano ben 97 interventi da effettuare in città. Ecco, non tutti gli interventi potevano essere fatti dai volontari della Protezione Civile, che ieri avevamo 2 squadre, praticamente sono state impegnate 2 squadre sul nostro territorio. Ma sembrava il centro storico, sembrava veramente un paese in guerra, perché avevamo il mercato settimanale, i banchetti sono volati via, ombrelloni, vestiti, di tutto, volava di tutto. Tra Chioggia e Sottomarina c'è stato veramente un disastro, e adesso stiamo facendo la conta dei danni, che credo che tra i balneari che hanno veramente subito, dopo una stagione bellissima, una stagione stupenda, hanno subito il danno maggiore, ombrelloni veramente distrutti, inservibili, proprio da buttare via, e purtroppo questa bufera che si è scagliata contro la nostra città, e non solo, purtroppo ha creato dei danni che credo che tra centro storico, tra parte privata, pubblica, come i salesiani, per dire, penso che avranno almeno 40.000 euro di danni. Penso che tra Sottomarina e Chioggia supereremo, e anche qualche frazione, supereremo tranquillamente il 1,5 milioni di euro, e per questo ringrazio anche il governatore Luca Zaia, che è veramente stato di una tempestività unica, che ha proclamato appunto lo stato di emergenza regionale, quindi questo fa ben sperare. Purtroppo, quando ci saranno i conti precisi dei danni che ognuno ha subito, anche un risarcimento anche veloce, spero. Insomma, noi come amministrazione faremo sicuramente la nostra parte per i balneari, per i privati, anche per gli edifici pubblici, e per la parte della Chiesa, anche perché hanno subito i danni, anche se è dimenticato di dirlo Don Claudio, anche alla campana, quindi adesso staremo a vedere come poter ripristinarla in fretta. Ecco, confidiamo in un arrivo abbastanza tempestivo di questa cifra, perché bisogna lavorare da subito. Appunto, danni, dicevamo, agli stabilimenti balneari qui di Sottomarina, Chioggia, ma anche del litorale, Caor, Lera, Clea. L'abbiamo visto anche proprio immagini terribili, con ombrelloni divelti, distrutti. A Bibione un 17enne addirittura è stato colpito da una tavola da surf che stava volando, quindi ha dovuto andare all'ospedale. Che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore, sindaco? Ma la perturbazione, col bollettino meteo regionale, c'è un aggiornamento ogni 12 ore, 8 ore, e dava comunque maltempo fino alle 2 di oggi pomeriggio come emergenza meteo. Ecco, adesso c'è tutto nero. Infatti non so se si veda dalle riprese di Simone, ma a parte il cielo che è abbastanza scuro, c'è anche un bel vento gelido, noi lo sentiamo. Sì, diciamo che il peggio, per fortuna, dovrebbe essere passato. Ecco, ormai andiamo incontro a un clima sempre più tropicale, no? Questi violenti acquazzoni, ma il vento ha fatto la cosa peggiore, no? Ha sicuramente contribuito a far danni maggiori, però la preoccupazione che ieri ho avuto veramente è stata quella di andare al pronto soccorso e sincerarmi che non ci fossero feriti a causa proprio del maltempo, perché il mio pensiero è andato subito alle persone anziane che magari si trovavano a casa da sole, e per percorrere i ripari magari
si sono fatte male, che ne so, magari con i figli in vacanza, che magari si trovavano al pronto soccorso da sole e magari con l'impossibilità di chiamare qualcuno. Quindi sono andato a sincerarmi, il primario mi aveva detto che c'erano 5 feriti lievissimi che sono stati poi dimessi immediatamente, quindi diciamo è andata bene. Io, visto che sono i salesiani, dico che Don Bosco sicuramente ha vegliato sulla città di Chioggia. E questo è quello che pensiamo un po' tutti. Ringrazio il sindaco Armelao, ringrazio Don Claudio Parolin per essere stati qui insieme a noi. Ora c'è da lavorare, ma si spera che il maltempo dia una tregua al nostro territorio, anche perché si spera che l'estate non sia del tutto finita ancora. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Perfetto, grazie a Ilaria Marchiori, grazie ai tuoi ospiti, buon lavoro anche per il ripristino dei danni. Noi andiamo proprio a vedere qual è la situazione attuale sul Veneto con il radar dell'ARPAV, situazione che è in miglioramento. Appunto a Chioggia abbiamo visto che sostanzialmente c'è nuvoloso, tempo nuvoloso, ma non piove, quindi si va verso un miglioramento già dalle prossime ore e col ritorno del sole nella giornata di domani. Torniamo adesso sulla morte dell'avvocato Nicolò Ghedini, torniamo allora a Santa Maria di Sala, la sua città natale, dove risiedeva con la moglie e il figlio. Grande il cordoglio della comunità. Domani in forma privata i funerali in chiesa. Abbiamo raccolto la voce del sindaco Natascia Rocchi. L'ho saputo ieri sera, me lo ha comunicato Nicola Fragomeni, il sindaco che mi ha preceduta, e sono molto rattristata di questa notizia. E come amministrazione siamo vicini alla famiglia, alla moglie, al figlio e in particolare alle sorelle, se mi è permesso, perché immagino il loro dolore per aver perso il piccolo di casa. Il piccolo di casa, ovvero il quarto dopo 3 sorelle, così Nicolò Ghedini nel ricordo di Natascia Rocchi, sindaco di Santa Maria di Sala, località natale del senatore, insieme a quella di tutta la sua famiglia, con il padre Giuseppe, anch'egli avvocato. E questa è la casa dove Nicolò Ghedini usava tornare, a casa sua, soprattutto nei fine settimana, qui a Santa Maria di Sala, in via Rivale 55. Abitazione di famiglia divenuta quella salese dell'avvocato Ghedini, dove viveva con la moglie e il figlio. Nicolò Ghedini è stato un avvocato sagace, brillante, un tecnico molto preparato, e lui rimarrà nella storia per aver seguito processi che hanno fatto la storia del nostro paese. Persona colta, generosa e molto brillante, così Ghedini nella descrizione di Natascia Rocchi. La sua brillantezza è stata un po' un punto di riferimento di noi avvocati, ha avuto quella carriera che ogni avvocato vorrebbe avere. Nei ricordi del primo cittadino e i suoi incontri casuali del fine settimana con il senatore nell'edicola salese. Risale a 20 anni fa, perché poi lui ha preso altre strade rispetto alla mia. Ricordo che ci incrociavamo la domenica mattina qui a Santa Maria di Sala, entrambi prendevamo i giornali, ci scambiavamo dei saluti cordiali e io voglio mantenere questo ricordo che ho di lui. Tra poco parliamo di bollette, che è un altro dei temi di questa lunga e densa estate 2022. Lo faremo collegandoci con un ospite, la direttrice della casa di riposo di Asiago. Intanto c'è un po' di pubblicità, state con noi. La prima mezz'ora di Focus se n'è andata parlando di maltempo. Tra poco torneremo anche alla cronaca, perché ce n'è un bel po' da raccontare, di cui dare conto, ma salutiamo la nostra ospite, la direttrice della casa di riposo di Asiago, ma anche di Cornuda, quindi doppio mandato, doppio servizio. Tania Santi, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Collegata in questo momento da Cornuda, ma la vicenda da cui partiamo riguarda appunto la casa di riposo di Asiago. Il tema è quello delle bollette. Allora riassumiamo la vicenda da cui partiremo nel servizio che abbiamo preparato.
Di gas e corrente elettrica non si può fare a meno e neanche i comportamenti più virtuosi compensano gli aumenti vertiginosi delle bollette. Alla casa di riposo di Asiago in un anno la spesa è schizzata da circa 4.000 a 10.000 euro al mese e questo solo confrontando il primo trimestre dell'anno con quello precedente. Il rincaro, sottolinea la dirigenza, pesa notevolmente sulla struttura, ma ha ripercussioni ancora più ampie, considerando che, a loro volta, anche i fornitori sono soggetti a bollette insostenibili e c'è il rischio di revisione dei contratti. L'azienda che pulisce la biancheria piana, per fare un esempio, ha già chiesto una modifica del contratto con un aumento del 20%. La situazione è grave, dicono il presidente e la direttrice della casa di riposo Carlo Arduini e Tania Santi. I consumi sono elevati per l'attività delle apparecchiature medicali, il riscaldamento e la climatizzazione indispensabili per la salute e il benessere degli ospiti. L'appello al governo attuale e a quello che verrà è per un intervento normativo urgente. L'alternativa, aumentare le rette. Allora, direttrice, partiamo proprio da questo per dare una rassicurazione. È chiaro che questo dell'aumento delle rette speriamo non ci sia mai, ma sarà eventualmente l'extrema ratio. Sì, vorrei dire che nessuno, né il CDA né io, vorremmo mai aumentare le rette della casa di riposo e pesare ulteriormente su quelle che sono le spese che già i cittadini oggi continuano a sostenere dovuti a questi rincari. Quindi non è proprio nella nostra volontà aumentare le rette, anzi cercheremo di fare risparmi e delle riorganizzazioni piuttosto interne prima di arrivare a tutto questo. Questa è la prima cosa da dire. Va detto che la situazione è complicata, è difficile. Purtroppo questi aumenti, anche se previsti, non li abbiamo previsti così forti, quindi non ci aspettavamo un incremento di 3 volte o di 2 volte le bollette dello scorso anno. Pensavamo fossero un attimo più contenuti e per questo condividiamo e vogliamo portare avanti quello che sta già facendo il presidente di una casa di riposo della provincia di Treviso, Villa Belvedere, il dottor Tappari, che ieri ha scritto al presidente Draghi facendo 3 proposte, quindi chiedendo al governo attuale o ai governi futuri di venirci in aiuto dopo anche quello che abbiamo passato con il Covid, che credo che speravamo di vedere la luce dopo i costi sostenuti durante il Covid, invece questo purtroppo non sta avvenendo. Ecco, dicevamo anche nel servizio, direttrice, perché appunto ce l'avete comunicato voi, che certo le bollette poi non è che non puoi non pagarle, perché il gas serve, la corrente serve per tutta quella che è la struttura. Voi avete però a vostra volta dei fornitori e diventa una catena possibile di aumenti. Sì, purtroppo è una catena di aumenti che non si riesce a controllare, in quanto la ditta della Lavanolo, per esempio, che ovviamente per lavare ha una necessità di energia altissima per le macchine che servono, e ci ha già chiesto un aumento del 20% rispetto a quello che era il listino di 2 mesi fa, no? Di 6 mesi fa o di un anno. Abbiamo rifatto il servizio per la giornata, per la mensa, perché non abbiamo la mensa interna, e anche lì abbiamo un aumento del 15% rispetto a un anno fa. Mi preoccupa anche tutta la questione dei panni, perché sappiamo che la cellulosa ha avuto un aumento sproporzionato rispetto a quello che erano gli anni successivi. Quindi non è solo l'aumento di gas e luce, ma è proprio tutto quello che serve per dare dignità ai nostri nonni e ai nostri ospiti, di cui non possiamo assolutamente fare a meno, cioè è necessario per rendere la loro vita dignitosa come la meritano. Ecco, con la diligenza del buon padre di famiglia che è citata nel Codice Civile, come si fa a gestire i conti? Come ci state provando? Proprio con la diligenza del bravo padre di famiglia stiamo cercando di sistemare tutto quello che è possibile, nel senso, come ha detto lei, io sono a 18 ore, si cerca di fare le stesse cose con quel personale che si può, che non va a incidere sui standard che la regione ci chiede, però non è così semplice, non possiamo chiudere
riscaldamento o chiudere nel periodo estivo il condizionamento ai nonni, cioè queste sono cose che non possiamo fare, non possiamo non usare i sollevatori, quindi si va a incidere in tutti quei costi che sono, diciamo, di contorno, anche se poi il contorno bisogna capirlo, ma dove si può incidere, quindi nel mio caso oppure nel caso dei servizi amministrativi piuttosto che in altri, oppure stiamo facendo delle valutazioni sull'efficientamento energetico degli stabili, quindi o i pannelli solari piuttosto che le luci a LED, perciò la diminuzione di tutte quelle cose che oggi incidono tantissimo sull'energia elettrica o sul gas. Abbiamo fatto ad Asiago il contratto per avere non più l'utilizzo del gas ma l'utilizzo del bioriscaldamento, quindi ci aspettiamo anche là una riduzione del 20% rispetto alle bollette del gas attuali. Ci fa un quadro della struttura di Asiago, cioè quanti ospiti ci sono, quante persone ci lavorano? Sì, noi siamo una struttura di 64 posti letto, 4 autosufficienti, 60 non autosufficienti. Abbiamo più o meno 25-26 dipendenti tra ausiliari, infermieri e personale amministrativo di servizi generali. Abbiamo cercato di internalizzare quelli che erano i servizi che pensavamo potessero dare il miglior vantaggio alla quotidianità dei nostri nonni, mentre abbiamo dei servizi che sono esternalizzati. L'ultima domanda l'ha citato prima, il Covid. Ormai sono passati 2 anni e mezzo abbondanti dallo scoppio della pandemia, le case di riposo sono tra le strutture che hanno maggiormente sofferto. Adesso qual è la situazione sanitaria all'interno della casa di riposo di Asiago, la situazione delle visite? Fortunatamente in questo periodo non abbiamo positivi Covid. Anche l'incidenza del Covid nell'altopiano sta diminuendo, quindi i dati ci confortano. Abbiamo riaperto le visite già da qualche mese, sia all'interno che all'esterno della struttura. Rimaniamo un po' con le orecchie alzate su quello che riguarda far entrare i familiari ai piani, anche se sempre all'interno della struttura viene utilizzata la FFP2, l'igienizzazione delle mani e il controllo del Green Pass come da normativa vigente. E allora un po' ad Asiago e l'altra metà delle ore a Cornuda, insomma c'è comunque tanto da fare, perché immagino che anche la struttura trevigiana abbia sostanzialmente gli stessi problemi, no, di gestione delle bollette. Sì. Gli stessi identici problemi, e soprattutto va detto che le strutture piccole sono piccole, più familiari, ma quando ci sono da fare i conti si fanno più difficoltosamente, quindi alla fine anche a Cornuda bisogna fare attenzione a tutto quello che è il caro bollette, e anche qui stiamo valutando degli efficientamenti energetici della struttura. Allora, buon lavoro a lei, ai presidenti, grazie, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, e buona vita ai vostri ospiti e ai loro familiari. Grazie alla direttrice della Casa di Riposo di Asiago e Cornuda, Tania Santi, buona giornata. Grazie a voi. Restiamo in tema parlando dell'iniziativa del comune di Brendola, che ha deciso di aiutare chi è in difficoltà economica con i buoni spesa. Brendola, innanzitutto il pane quotidiano. In tempi di crisi economica, di caro energia e di nuove povertà, sono tante le famiglie in difficoltà economica. Per loro il comune lancia, anzi rilancia, perché non è la prima volta, i bonus spesa. Per l'amministrazione comunale la famiglia è una risorsa con un ruolo centrale nella comunità, che va sostenuta e aiutata nei momenti difficili come questo periodo che stiamo attraversando. Anche a Brendola, e lo si è visto soprattutto durante l'emergenza Covid, le famiglie fragili dal punto di vista economico sono molte. È per questo che è stato proposto un nuovo bando con la cifra residua dei buoni spesa pari a circa 13.200 euro.
La cifra messa a disposizione dal comune di Brendola è quel che resta dopo i 65.000 euro già erogati dall'inizio dell'emergenza Covid. I buoni spesa una tantum vengono modulati in base al nucleo familiare, con tagli che vanno da 280 euro per chi vive da solo fino a 800 euro per le famiglie con 5 o più componenti. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre. Di questi tempi, un piccolo grande aiuto concreto. Consideriamo questo bonus un sostegno concreto in questo periodo dove le famiglie devono fare i conti anche con l'aumento delle bollette del gas e dell'energia elettrica. Torneremo anche su questo tema, torneremo alla cronaca fino alle 13.30, Focus TG, adesso breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Ancora ben trovati, buona giornata, Focus TG fino alle 13.30 su Rete Veneta. Continuiamo ad aprire finestre e collegamenti sul nostro territorio. Vedo addirittura con le maniche corte e per fortuna senza l'ombrello aperto Valentina Visentin con un ospite in pieno mercato a Padova. Buongiorno Valentina. Io con lui in qualche maniera. Sì, buongiorno Mirko, e torniamo a parlare di quanto è accaduto qualche giorno fa qui in Piazza delle Erbe, quindi siamo in pieno centro storico di Padova, dove un barista che è proprio qui con me, Giampaolo, è stato aggredito da un gruppo di sbandati. Non è la prima volta che questo accade, ma ci facciamo raccontare tutto da Giampaolo, cosa è accaduto mercoledì mattina. Sì. Ecco, l'ultimo episodio è proprio mercoledì mattina, mercoledì all'ora di pranzo, dove appunto due persone sono entrate nel locale, hanno minacciato e aggredito me personalmente e anche una dipendente. Abbiamo già fatto l'esposto alle forze dell'ordine, ma in quel momento il locale si è svuotato completamente, c'erano anche bambini ovviamente, e quindi è stata una scena veramente inconcepibile per il centro di Padova. Siamo stanchi perché adesso è continuo questo tipo di aggressione, sia verbale sia anche fisica a volte. Alcuni episodi anche qui proprio nella piazza di una donna, a giugno, una donna che si spogliava e che insomma con i clienti ha lanciato dei bicchieri rotti addosso a questi clienti che facevano una festa di laurea, quindi siamo sfiniti, noi personalmente non ce la facciamo più, quindi abbiamo bisogno di un aiuto. Abbiamo provato anche a contattare gli altri colleghi che hanno i nostri stessi problemi e abbiamo trovato una buona sponda sul salone, ma anche ad altri esercenti che sono qui nel centro. E infatti qui con noi c'è anche Fulvia, che è del direttivo dei commercianti di sotto il salone, titolare di un locale sempre qui in Piazza delle Erbe che vedete alle nostre spalle, e volete fare un esposto tutti assieme. Assolutamente, abbiamo una città meravigliosa, abbiamo l'arrivo dei turisti che ci potrebbe gratificare, abbiamo ripulito questo angolo noi personalmente perché era un angolo di degrado assoluto, riuscendo ad aprire la scala che esce dal Palazzo della Ragione, e di contro abbiamo questi ospiti veramente molto indesiderati. Fino a un po' di tempo fa erano poco aggressivi, stanno diventando aggressivi, li abbiamo anche come ospiti in trasmissione, adesso ci stanno facendo da pubblico, stanno controllando, ci stanno telefonando. Noi abbiamo bisogno di essere aiutati a lavorare serenamente, perché se lo merita la città, se lo merita il salone, ce lo meritiamo noi che lavoriamo tanto. Lei ha anche dipendenti donne, quindi hanno un po' di timore magari a chiudere l'attività nelle ore più tarde. Anche noi alle 10 della sera dobbiamo chiudere, e alle 10 della sera non posso lasciare due persone da sole che vanno avanti e indietro dal dehors, quindi dalla piazza all'interno quando è tutto chiuso, perché abbiamo paura. Anch'io ho paura per loro, anche loro hanno paura, e non è una bella situazione. Insomma Mirko, questa è la situazione di Piazza delle Erbe, un tema che torneremo ad affrontare anche nei prossimi giorni sentendo le istituzioni. Intanto io ti ridò la linea allo studio. Grazie allora Valentina, grazie ai tuoi ospiti, e dunque molto da fare anche per quanto riguarda la cronaca. Apriamo anzi la pagina di cronaca, cominciando da una notizia buona, diciamo di solidarietà, anche se legata a un fatto drammatico. È arrivato al centro ustioni dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova uno dei cittadini libici rimasti gravemente feriti il 1° agosto scorso dopo l'esplosione
l'esplosione di un'autocisterna piena di carburante nella zona di Al Zawiya nel sud della Libia. Dopo l'esplosione il governo italiano aveva dato la disponibilità ad accogliere i feriti non in condizioni di essere curati in patria. La sanità veneta si conferma anche in questa occasione a disposizione delle emergenze umanitarie con la sua organizzazione, ha detto il presidente della regione Luca Zaia. C'è solidarietà, ma c'è ancora tanto razzismo. Coro di sdegno dopo il racconto di un 35enne medico di origini africane che ha denunciato di aver subito una pesante aggressione verbale razzista mentre era di turno in ospedale. Una denuncia è già pronta sul tavolo. Andy Nganso, 35enne medico camerunense residente a Caorle e in servizio al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, non ha voluto attendere. Troppa la rabbia, troppo il disgusto. Per lui, dal 2006, in un'Italia dove ha coronato il sogno della laurea in medicina e già in passato protagonista di denunce contro il razzismo subito da lui e da altri connazionali, quelle parole feroci sono state l'ennesima pugnalata. 17 agosto, in piena notte, un 60enne che riporta affari e ferite dopo una lite in stato di alterazione si rivolge così al 35enne dopo aver già apostrofato con insulti un'infermiera. Ciao negro, ciao. Negro bastardo schifoso, ciao. Preferivo 2 costole rotte in più piuttosto che un negro dottore. Bestemmie e insulti si susseguono senza sosta di fronte al medico che, vista la situazione, racconta di aver chiamato le forze dell'ordine e nel frattempo registra quelle parole che poi pubblicherà sui social. Croce Rossa Lignano, i negri all'arrembaggio. Certo, una laurea da voi costa che $500, pezzente. Con tutte le sfide un dottor negro, mamma mia. Non toccarmi, che non mi attacchi malattie. Voglio poter condividere, scrive il 35enne nel post di denuncia, che la necessità di farlo non è legata al desiderio di una giustizia unicamente personale, ma è l'esigenza di manifestare un atto di resistenza a un odio e un razzismo che non solo esistono in questo paese, ma che si fanno forti quando la prossimità di un appuntamento elettorale suggerisce che certe posizioni saranno tutelate. Il razzismo, conclude, è nell'aria, lo respiriamo quotidianamente in ogni luogo della nostra società. Un'altra notizia ci porta invece a Torino, ma è legata ad una figura di spicco della politica veneta, Tina Anselmi, che è stata la prima donna ministro della Sanità in Italia, nata a Castelfranco Veneto. Una svastica è stata tracciata con uno spray di vernice nera su una lapide intitolata appunto nel capoluogo piemontese a Tina Anselmi. La lapide si trova nel giardino che dallo scorso aprile è intitolato proprio alla Anselmi. Bisogna essere vigliacchi e ignoranti per imbrattare col simbolo del male assoluto la targa a Mirafiori Nord di una donna mite e coraggiosa come Tina Anselmi. Vergognatevi, questo è il commento di Luca Rolandi, presidente della circoscrizione 2, dove si trova appunto il giardino di via San Marino a Torino. Tina Anselmi è morta nel 2016 e, come detto, era stata parlamentare della Repubblica per 6 legislature, prima donna ministro e membro, anzi presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia P2. Ancora cronaca, arresto convalidato, obbligo di dimora disposto dal giudice per un 23enne pregiudicato che visibilmente alterato ha seminato il panico in centro a Conegliano. Prima le urla e la lite, poi il delirio in pieno centro, testimoniato da foto e video diventati virali sui social. Un parapiglia che ha quasi bloccato il traffico e portato al danneggiamento di 2 auto prima che il protagonista venisse bloccato dai carabinieri, costretti a usare lo spray urticante per placare la sua furia e arrestarlo. Stamane la convalida in tribunale. Lui è un 23enne marocchino pregiudicato che nel tardo pomeriggio di ieri era stato avvicinato dai militari vicino alla stazione, nella zona di Corte delle Rose, dopo la segnalazione di alcuni cittadini per la presenza molesta di una quindicina di soggetti in stato di alterazione per l'alcol che stavano litigando tra di loro e importunavano i passanti. Alla vista dei carabinieri e della polizia locale, il 23enne a petto nudo ha dato inizio al suo delirio. Le ha prima minacciati e insultati, poi ha scagliato una birra in strada, ha urtato un'auto ferma nel traffico, non contento è salito su una vettura in sosta, danneggiandola, e poi su un'altra macchina colpendo lo specchietto retrovisore, il tutto sotto gli occhi dei testimoni terrorizzati. Nella colluttazione per fermarlo 2 militari hanno subito lesioni guaribili con alcuni giorni di prognosi. Troppa gente nulla facente a Conegliano, il commento su Facebook del sindaco Fabio Chies, che ha ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di dimora per il 23enne.
Altra notizia dell'ultima ora che ci arriva da Padova: ha cercato di chiudere le finestre di casa per l'arrivo del maltempo. I ladri ne hanno approfittato entrando, legandolo e rapinando lui insieme alla moglie, una coppia di anziani. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 21:30 alla periferia di Padova. 4 gli uomini in azione, probabilmente giovani, hanno agito col volto coperto, mostrando quelle che sono sembrate 2 pistole. I malviventi sono entrati dal davanzale, sorprendendo l'uomo, 83 anni, che stava appunto chiudendo le finestre per l'arrivo del maltempo. Con lui c'era la moglie di 79 anni. I rapinatori hanno legato i polsi dell'uomo, percuotendo al volto la donna, poi sottraendo 2 fedi e una catenina. L'anziano poi ha chiamato il 113, sul posto è arrivata la volante della questura. I 2 coniugi sono stati accompagnati in ospedale. L'uomo ha riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni. La moglie sta ultimando gli accertamenti sanitari. Andiamo a Vicenza, dove continuano i controlli della questura nei quartieri più a rischio. Estate nel segno della sicurezza. Il questore di Vicenza continua senza sosta a mettere in atto la strategia del martello pneumatico. Controlli a ripetizione nei quartieri a più alto rischio, nelle zone segnalate dai cittadini. 30 uomini e donne della Polizia di Stato, col supporto del reparto prevenzione crimine, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Vicenza, entrano in azione con 3 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata e in uscita dalla città. Vengono passati al setaccio Campomarzo, il quadrilatero della stazione, Viale San Lazzaro, Corso Santi Felice e Fortunato, il quartiere di San Pio X, i Giardini Salvi, Parco Fornaci e il centro storico. I controlli intensificati durante il pomeriggio e nelle ore serali ha consentito di contrastare la presenza ingiustificata e talvolta illecita di personaggi che con i loro comportamenti molesti infastidiscono i residenti e i passanti, arrecando danno anche ai commercianti della zona. Nel corso delle operazioni sono stati controllati 3 esercizi pubblici, 28 veicoli e 98 persone, di cui 48 straniere e 33 con precedenti penali o di polizia. Al termine il questore ha firmato 2 avvisi orali nei confronti di italiani o stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale, 4 i soggetti diffidati a lasciare per 3 anni il comune di Vicenza con dei fogli di via, e 2 decreti di allontanamento dall'Italia nei confronti di extracomunitari risultati irregolari e con precedenti penali o di polizia. Dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. 4 infine le revoche di permesso di soggiorno nei confronti di stranieri già in possesso di vari titoli di soggiorno, ma che per vari motivi, come la commissione di reati, non possono più restare in Italia. Entro 14 giorni dovranno lasciare il paese. Intanto, a proposito di forze dell'ordine, arriva la notizia dell'assegnazione di 54 nuovi carabinieri al comando provinciale di Vicenza. Dopo la conclusione dell'addestramento andranno a rinforzare tutte le 5 compagnie, quindi 16 a Tiene, 7 a Schio, 11 nelle valli Agno e Chiampo, 11 a Vicenza, 9 a Bassano del Grappa. Controlli proprio da parte degli uomini dell'Arma intanto a Noventa, con 4 persone denunciate. Noventa Vicentina. I carabinieri sorvegliano il paese con controlli che riguardano anche Asigliano Veneto e Poiana Maggiore. Identificate 33 persone, paletta rossa e verifiche anche per 17 veicoli. E proprio a Poiana un 64enne e un 54enne vengono sorpresi a smaltire illecitamente, bruciandoli, carte bancali. Per questo sono stati denunciati. Un 30enne a Noventa è stato trovato con 0,3 grammi di cocaina per uso personale. Alla richiesta dei militari però non aveva documenti che lo autorizzassero a soggiornare in Italia. Un 19enne di Cintoganeo è stato denunciato per furto aggravato. In un negozio a Noventa è accusato di aver rubato merce per 10 euro. Crudeli e malvagie, così i carabinieri di Tiene hanno definito le 3 donne arrestate per rapine e furti commessi o tentati ai danni di persone anziane, sole, spesso con disabilità, tutte residenti nel nord-est vicentino.
Agivano con metodo e senza scrupoli una 24enne di Trento, una 27enne di Villa Marzana e una 28enne di Marghera, tutte di origini sinti e già responsabili di altri reati. A loro carico ci sono ben 17 colpi accertati dagli uomini dell'Arma, 3 rapine e 14 furti, di cui 7 andati a segno, per un bottino di circa 15.000 euro tra denaro e preziosi. I fatti risalgono al periodo tra settembre 2020 e aprile 2021 e sono stati commessi a Sarcedo, Marano, Zugliano, Chiuppano, Caldogno, Due Ville e Schio. Le vittime hanno raccontato di collane strappate con violenza dal collo o entrando in casa o con affiancamento lungo la strada, a cui seguiva la fuga a bordo di una vettura grigia. Il veicolo è stato poi intercettato e bloccato a Marano dopo un breve inseguimento e uno speronamento, in cui i militari, supportati dai colleghi in borghese, sono usciti fuori strada riportando lievi ferite. Le 3 presunte ladre sono state rinviate a giudizio al Tribunale di Vicenza. E ora a Casale sul Sile, nel Trevigiano, un'azienda chiusa per ferie è stata visitata, diciamo così, dai ladri che hanno rubato saldatrici per decine di migliaia di euro. Hanno agito indisturbati approfittando della chiusura per ferie dell'azienda System Saldatura di Casale sul Sile. Probabilmente i ladri la stavano tenendo sotto controllo ed hanno agito quando all'interno non c'era nessuno. Probabilmente a colpire sono stati più malviventi, perché sono riusciti a portare via una decina di saldatrici professionali. Il danno è ingente, si parla di alcune decine di migliaia di euro. I ladri hanno fatto irruzione dopo aver divelto inferriate e infranto alcune finestre di bagno e aree uffici. Poi si sono introdotti all'interno dello stabile. Immediato l'allarme al 112. È stato il titolare, quando è tornato dalle ferie, ad accorgersi di quanto accaduto. In passato aveva subito tentativi di furti, questa volta i ladri ci sono riusciti. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri. Ora i militari stanno indagando per dare un volto ai ladri. In queste ore stanno visionando anche tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I ladri potrebbero essere stati immortalati, anche se ancora non si conosce il giorno esatto del colpo. Un amaro rientro per il titolare, che ha dovuto calcolare la stima dei danni sia delle saldatrici portate via che delle frazioni a porte e finestre. Altro genere di furti ora, con un addetto alle esumazioni del cimitero di Padova che andrà a processo con l'accusa di aver saccheggiato le tombe dei defunti. Avrebbe rubato fedi nuziali e protesi dentarie in oro dai cadaveri esumati o estumulati dalle tombe del cimitero maggiore di Padova. Per questo motivo un 73enne dipendente della ditta, che ha un appalto con il comune per i servizi cimiteriali, andrà a processo. Secondo l'indagine condotta dalla procura di Padova e dai carabinieri di Selvazzano, comune in cui risiede l'indagato, l'uomo tra il 2017 e il 2011 avrebbe prelevato fedi e protesi in oro e poi avrebbe portato la refurtiva ad un compro oro, ricavandone così un bottino di oltre 3.000 euro. L'addetto all'esumazione è stato rinviato a giudizio con l'accusa di peculato e andrà a processo. Almeno 24 le tombe che avrebbe saccheggiato, facendo poi fondere gli oggetti in oro invece di riconsegnarli ai familiari dei defunti. Questa dunque l'ampia pagina di cronaca. Torniamo brevemente sul maltempo con cui abbiamo aperto questa edizione per dare conto di una nota di Legambiente che dice che da gennaio di quest'anno a luglio si sono registrati in Italia 132 eventi climatici estremi, il numero più alto della media annuale degli ultimi 10 anni. Preoccupante anche il dato complessivo del periodo 2010-2022. 1.318 eventi estremi, gli impatti più rilevanti in 710 comuni italiani. Ancora pausa pubblicitaria, tra poco ancora insieme con Focus TG, tante altre notizie dal territorio. Ultima parte di questo Focus TG di venerdì 19 agosto, ancora ben ritrovati. Abbiamo parlato di bollette anche oggi, lo faremo ancora nei prossimi giorni e credo nei prossimi mesi. Parliamo di carburanti. In queste settimane il prezzo alla pompa sta calando, in alcune pompe bianche siamo intorno a 1,70 euro sia per il diesel sia per la benzina. Ricordiamo che è in vigore anche l'azzeramento delle accise deciso dal
governo almeno per un altro mese. Il prezzo del petrolio sta in generale calando in tutto il mondo e vedremo se poi questo avrà una conseguenza anche proprio sul pieno del carburante dei nostri veicoli. C'è stata una riunione d'urgenza della provincia di Treviso per quanto riguarda il trasporto pubblico locale per stabilire il da farsi in vista del nuovo anno scolastico. Ci sono aumenti da affrontare proprio per i carburanti, stimati in oltre 3 milioni di euro, che in questo caso l'azienda di trasporti trevigiana MOM ha deciso di accollarsi senza aumentare biglietti e abbonamenti. Per quest'anno abbiamo deciso di non farlo gravare sugli utenti, facendocene carico però, perché insomma è un'azienda che paga 3 milioni in più il gasolio e il metano. Non andranno a gravare su abbonamenti e biglietti i pesanti rincari dei costi del carburante che MOM sta sostenendo in questo 2022. A Sant'Artemio, l'ente di governo del trasporto pubblico locale, convocato d'urgenza per decidere il da farsi, ha stabilito che sarà l'azienda di trasporto a farsi carico degli aumenti, più 28% per il gasolio, più 700% per il metano, che tradotti in importi da sostenere significano oltre 3 milioni di euro da sobbarcarsi. Potremmo aumentare le tariffe piuttosto che andare in deficit di bilancio, ma intendiamo percorrere l'indirizzo di andare verso la sterilizzazione degli ammortamenti, è consentito dalla norma e in qualche modo consente di attendere, vedere l'evoluzione sia del trend del costo del gasolio e di eventuali ristori che arrivassero a livello governativo per chiudere in equilibrio il bilancio della nostra azienda. L'impegno dell'ente di governo, che vede oltre alla provincia la partecipazione dei comuni di Treviso, Conegliano e Montebelluna, è quello di tornare a riunirsi una volta che governo e regione avranno chiarito l'ammontare dei ristori a compensazione del caro carburanti e la loro esatta ripartizione. Un sostegno a cui si sommerà da settembre il capitale da 11 milioni che il nuovo socio di MOM, Autoguidovie SPA, porterà con sé al suo ingresso. Nel frattempo, in vista della ripresa della scuola, l'azienda di trasporto si impegna a garantire il servizio a pieno regime. Noi abbiamo fatto presente all'ente di governo che i costi di trazione sono fortemente aumentati, ma questo non deve incidere sulla normalità e sulla regolarità del servizio. Noi abbiamo autobus a metano che abbiamo tenuto fermi durante il periodo estivo perché l'auto a metano, il costo chilometrico è molto superiore a quello a gasolio, però il 12 di settembre, quando inizieranno le scuole, verranno impiegati tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi il servizio sarà garantito secondo le necessità dell'utenza. Torniamo a Padova, una targa per ricordare Andrea Zanella, il commerciante morto dopo essersi gettato in mare in Toscana per salvare la vita a padre e figlio. Chiedono questa targa i colleghi del centro storico. Un omaggio alla sua figura, un omaggio al suo coraggio. I colleghi amici di ACC, l'associazione commercianti del centro, hanno proposto una targa commemorativa in onore di Andrea Zanella, il 68enne titolare di Pinaider, noto negozio di via Zabarella, morto a Porto Ercole in Toscana dopo essersi gettato in mare per salvare la vita a padre e figlio che stavano annegando. Anche l'associazione Orizzonti ha chiesto alla prefettura di Padova, attraverso Marco Carrai, di conferire una medaglia d'oro al valor civile a Zanella, un sentimento comune di gratitudine per quanto fatto in questi anni per la città, per il commercio cittadino e in particolare per Borgo Altinate, dove dal 1954 è aperto il suo negozio, quello che unisce Padova nel ricordo di quest'uomo coraggioso. Noi abbiamo chiesto appunto all'amministrazione che venga istituita una targa di commemorazione, una targa alla memoria. Mi auguro che già nel prossimo Consiglio Comunale ci sia un minuto di silenzio proprio per ricordare la vita di questo piccolo grande commerciante, di questo piccolo grande imprenditore che ha dimostrato con i fatti davvero di avere una marcia in più. Ora in Comune di Venezia, in località Carpenedo, c'è l'appello di un residente preoccupato perché non viene eseguita la dovuta manutenzione ad una canaletta che dovrebbe far defluire l'acqua quando piove. Da là in fondo a qua ci sono 3 centimetri di pendenza solamente. Otturati come sono, cosa aspettano? Che io vada sotto acqua? Non lo so.
La preoccupazione del signor Meneghello, residente a Carpenedo tra via del Boschetto e via Vallon, è molta. La canaletta a ridosso del sottopasso della zona, che dovrebbe servire a far defluire l'acqua in modo che non allaghi la strada e di conseguenza la sua abitazione, è completamente ostruita dalle piante. Vorrei andare sotto acqua e dopo si tagliano queste erbe che c'è nel passaggio, perché i turisti che vengono con le biciclette cinesi, ci sono di tutto, e non lo so se lo fanno apposta o no, perché probabilmente nei loro paesi non hanno le erbe così alte e vogliamo farle conoscere. Non so se qualcuno me lo sa dire. Non si sa di chi ha la competenza di fare la pulizia di questo posto, perché un pezzo mi sembra che è della Degesila, un pezzo del comune, comunque il degrado è totale, non fanno niente da un anno quasi. Non fanno più niente. La preoccupazione del signor Meneghello è proiettata soprattutto ai prossimi mesi, quando le piogge dovrebbero essere più consistenti. Quando comincia a piovere l'acqua deve andare giù, così non va giù. Di qui l'appello a chi dovrebbe occuparsi della manutenzione. Chi è responsabile venga a pulire il fosso che c'è. Dovrebbe essere d'obbligo, mi sembra, per legge, che qualcuno. Di là tengo pulito io. Però la mia parte la tengo pulita io. Questo dovrebbe farlo, non lo so, chi del comune, non lo so, perché io ho chiesto anche a uno del comune, non cambia niente. Questo è il degrado, insomma, della zona, è un peccato perché le tasse le pago forse di più di qualcuno di Mestre. Lasciare così non va bene. Più 60.000 presenze rispetto al 2019 sono i dati del turismo in provincia di Padova. Abano Terme fa addirittura meglio del capoluogo. Il sindaco Barbierato parla di buone attese anche per il resto della stagione. Urbs Pict da un lato, poli tornati subito ad essere attraenti come le terme e i colli dall'altro. Sono positivi i dati sulle presenze turistiche che arrivano dalla regione per i primi mesi del 2022. Se a Padova si toccano i 180.000 visitatori, ad Abano Terme si fa addirittura meglio. La nostra città ha ripreso molto velocemente la sua leadership in tema di termalismo. Il mese di maggio ha fatto registrare quasi 230.000 presenze, che sono 35.000 presenze in più dell'anno 2019, quindi l'anno dove poi era stata registrata alla fine anno quasi 2 milioni di presenze. Italiani ma anche stranieri, con il ritorno dei turisti tradizionali di lingua tedesca, ma anche di svizzeri e francesi. Bene l'estate, alte le aspettative per l'autunno. Da qui a novembre, ma anche a dicembre, ormai credo che ci saranno molti alberghi che non interromperanno l'attività. Abbiamo delle prospettive molto buone, e questo anche perché molti hotel cominciano a chiudere solo a luglio e quindi a fare una stagione quasi piena. Nota dolente, come per tutte le attività, il caro energia che tocca pesantemente tutte le strutture ricettive. Da qui la richiesta di interventi straordinari per sostenere attività che, nonostante i dati positivi su arrivi e presenze, vanno incontro a una stagione molto difficile. Torniamo adesso sulla morte dell'avvocato Nicolò Ghedini. Ricordiamo domani alle 11 in forma strettamente privata il funerale a Santa Maria di Sala, il comune in provincia di Venezia, ma non lontano da Padova, dove Ghedini viveva appunto con la famiglia. Il cordoglio continua a essere unanime, trasversale in tutto il territorio locale e nazionale. Per me è un fratello. Abbiamo passato 50 anni insieme. Profondamente scosso dal dolore, Nicola Lodi, coordinatore padovano di Forza Italia, ricorda l'amico Nicolò Ghedini, scomparso prematuramente il 17 agosto. Un fratello più che un amico. Lo scorso 30 luglio il senatore, malato da qualche tempo, aveva inviato a Lodi un'ultima lettera per ricordare la loro lunga amicizia. Oltre al ricordo dell'uomo politico, Nicola Lodi traccia un ritratto personale dell'avvocato Ghedini. È un uomo che, nonostante l'aspetto un po' algido, se vuole, o riservato, è stato un uomo che ha fatto tantissimo del bene, in maniera
riservata e silente. I funerali, che saranno in forma privata come da volontà del defunto Nicolò, si terranno domani alle 11 a Santa Maria di Sala, paese dove la famiglia Ghedini vive. L'Ordine degli Avvocati di Padova però pensa che è un momento di ricordo nelle prossime settimane ed esprime il cordoglio alle sorelle del senatore Ippolita e Vittoria Nicoletta, anche loro avvocatesse del Foro Padovano. La sua scomparsa prematura è davvero una ferita dolorosa per tutta la comunità degli avvocati di Padova. Perdiamo un collega di grandissimo pregio, di grande intelligenza, di signorilità raffinata, di grande passione professionale. Un altro lutto nella politica locale per la scomparsa a 79 anni di Ermanno De Col, che è stato sindaco di Belluno dal 2001 al 2006, ma soprattutto consigliere comunale per 50 anni. Ermanno è stata una persona che amava la sua città e per cui ha sempre lavorato con onestà e correttezza, sempre fermo nei suoi principi, ma con grande rispetto anche degli avversari politici che ha avuto. C'è la dimensione privata e c'è quella pubblica, ma in Ermanno De Col i due piani spesso si sovrapponevano. Quasi 50 anni in consiglio comunale nella città capoluogo, tante legislature, una da sindaco tra il 2001 e il 2006. All'epoca, candidato per l'Ulivo di Romano Prodi, vinse sullo sfidante della Casa delle Libertà, sempre fieramente a sinistra e orgogliosamente bellunese. Lui è stato dirigente dell'ANPI, che oggi io presiedo, è stato vicepresidente per un breve periodo, ma ha sempre garantito il suo impegno nell'associazione, ricordando con orgoglio che la città di cui lui era stato sindaco era medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Iscritto al Partito Socialista Italiano, aveva poi aderito ai Democratici di Sinistra, rinunciando infine alle tessere e rimanendo attivo in politica da indipendente. Tra il 2017 e il 2022 l'ultima esperienza a Palazzo Rosso con Insieme per Belluno, poi il sostegno alla candidata Olivotto. Qui la scorsa primavera una delle ultime apparizioni in pubblico. Sì, perché il disagio sociale, al di là della pandemia, è qualcosa che è palpabile. Il suo desiderio, uno degli ultimi che stava esprimendo, era di vedermi sindaco, e questa cosa un po' appunto mi commuove, perché lui c'è stato con me, è stato vicino, io lo ringrazio molto per questo. A ricordarlo tutto l'arco costituzionale bellunese, un uomo saggio per il presidente della provincia padrina, una vita ben spesa al servizio della comunità, dice l'attuale sindaco Oscar De Pellegrina, con il suo vice Paolo Gamba, che rivela un aneddoto. Io ho appena compiuto 18 anni, sono andato c'erano le elezioni comunali, lui era all'interno del Partito Socialista e io l'ho votato. Perciò ritengo che sia, lo dico qui pubblicamente, ma non perché credo che fosse una persona al di fuori solo della politica di destra o di sinistra, ma fosse una persona veramente di grande spessore. Insegnante e amministratore, avrebbe compiuto 80 anni a fine agosto, lascia la moglie Anna, la figlia Claudia e 2 nipotini. L'ultimo saluto avverrà in forma privata. Si moltiplicano i casi di West Nile virus, in particolare nel Padovano. Un nuovo cluster è stato identificato proprio in città a Padova, ma il comune ha firmato l'ordinanza per la disinfestazione in programma nella notte tra questo sabato e domenica. Dopo un nuovo caso di West Nile a Padova, l'USL Euganea ha rilevato un nuovo cluster. Un cluster, per essere considerato tale, prevede che ci siano almeno 2 contagi nell'arco di 2 chilometri di distanza. Per questo il Comune di Padova ha firmato un'ordinanza per effettuare un intervento di disinfestazione adulticida in zona Facciolati. Nella notte fra il 20 e il 21 agosto, tra le 23:50 e le 4 del mattino, sarà dunque effettuata una disinfestazione adulticida nelle zone di via Bertacchi. La situazione meteorologica con i temporali previsti fino ad oggi ha obbligato a posticipare l'intervento, dato che la pioggia annullerebbe l'efficacia delle disinfestazioni. I cittadini residenti in quella zona, nella fascia oraria prevista per l'intervento, dovranno tenere le finestre chiuse, portare all'interno delle abitazioni gli animali domestici e a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili presenti in terrazzi e giardini, oltre a prestare la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua dove le zanzare possono depositare le uova.
Ora una notizia di cronaca che ha alcuni risvolti che sembrano avere davvero dell'incredibile. Ha toccato anche Padova una serie di perquisizioni da parte della Digos di Catanzaro nell'ambito dell'operazione cosiddetta L'isola che non c'è. 12 le ordinanze di arresti domiciliari, un obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria sono state emesse dal GIP su richiesta della Procura calabrese, che ha ricostruito l'attività di un fantomatico Stato teocratico antartico di San Giorgio, in cui avrebbero chiesto la cittadinanza a 700 persone dopo aver pagato tra i 200 e i 1000 euro. Tutti erano stati convinti dal miraggio di ottenere una burocrazia più snella o di poter pagare le tasse ad un'aliquota del 5% come cittadini di questo Stato evidentemente inesistente. 30 in totale le persone indagate, 400.000 euro i proventi illeciti derivanti dalla truffa. C'è stata una visita importante, diciamo reale, nel territorio veneto, vacanza nel Trevigiano sulle colline del Prosecco per il re del Belgio Filippo, ospite della principessa Isabella di Collalto de Croix, imprenditrice a capo dell'omonima azienda agricola al castello di San Salvatore a Susegana. Il sovrano, salito al trono nel 2013 dopo l'abdicazione di re Alberto II, è accompagnato da una quindicina di persone, tra cui il figlio, un nipote e altri rappresentanti della nobiltà europea. Arrivato a Susegana, Filippo ha subito approfittato dell'offerta di tanti itinerari cicloturistici della zona per compiere una gita con una bici a pedalata assistita che lo ha portato verso i campi coltivati a vite dell'azienda di Collalto. Il sovrano del Belgio è previsto che rimanga alcuni giorni in Italia, poi è stato anche in visita a Villa Barbaro a Maser. È stata ufficialmente annullata l'edizione 2022 della gara automobilistica Pedavena Croce d'Aune, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane. Siamo nel bellunese. Il comitato organizzatore infatti ha annunciato di non essere disposto a svolgere l'evento su percorso ridotto, come invece proposto dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, almeno per quest'anno. La 39esima cronoscalata automobilistica Pedavena Croce d'Aune è stata annullata. L'ufficializzazione è arrivata nella serata di ieri da parte del comitato organizzatore a seguito del diniego ricevuto da parte dell'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che all'articolo 29 del suo regolamento vieta lo svolgimento di manifestazioni motoristiche. Gli organizzatori della celebre manifestazione hanno quindi scelto di presentare ricorso al TAR, ferma restando la speranza di poter trovare una soluzione di comune accordo. All'iniziale proposta del parco di svolgere la manifestazione su un percorso ridotto, il comitato ha risposto negativamente, presentando diverse motivazioni. Abbiamo deciso di annullare l'edizione 2022 della Pedavena Croce d'Aune perché la data data dalla federazione Axi Sport, il 14 e 15 di ottobre, è troppo avanti nel tempo. Siamo in montagna, siamo 1000 metri e quindi le vicissitudini atmosferiche possono essere anche brutte. Non solo, ci sarebbero state anche delle difficoltà tecniche nella realizzazione di un'area di decelerazione delle autovetture al traguardo, problemi nella gestione dell'affluenza di spettatori, minori introiti a causa della non validità della competizione per gli organi sportivi nazionali, a fronte dei medesimi costi di organizzazione, se non addirittura maggiorati a causa della necessità di gestione straordinaria del percorso. Un verdetto che era ormai prevedibile, ma che lascia comunque dietro di sé diversi malumori. Il ricorso al TAR credo sia la strada più corretta da percorrere, anche e soprattutto nell'interesse del parco, perché ricordo che il parco è un punto di forza qualora riesca e sappia interpretare quelle che sono le esigenze anche dei territori, quindi non un no a tutto a prescindere. Questa gara non creava danno a nessuno. Ora la sua interruzione naturalmente avrà degli effetti anche sulla sua futura realizzazione. E proprio al futuro della competizione si sta già volgendo lo sguardo. Il comitato ha infatti dichiarato che iscriverà regolarmente la gara a calendario per il 2023 e che questo annullamento non rappresenta una resa né un'abdicazione a favore di altri. Per il 2023 la gara si farà, noi speriamo ovviamente nel percorso originale di 8 km o al limite nel percorso ridotto di 4 km 200 metri. Il parco, da quanto deliberato nel direttivo, intende comunque promuovere un'azione per rivedere il regolamento, al di là quindi del controsenso di questa scelta di bocciare oggi e di modificare il regolamento per far fare domani. Tutti si augurano che la situazione possa finire con un'autorizzazione stabile a questa manifestazione.
Torniamo ora a Vicenza a parlare uno dei punti critici della viabilità sul quale spesso siamo intervenuti col nostro microfono, la nostra telecamera. Quartiere Anconetta, c'è un passaggio a livello che spesso crea code molto lunghe e attese altrettanto interminabili. L'obiettivo dunque è l'eliminazione del passaggio a livello. Torniamo proprio su questa battaglia di Rete Veneta a fianco dei cittadini. Un monumento al traffico, un passaggio a livello che ormai fa parte di Anconetta, quartiere ad alta densità di smog, uno dei nodi della viabilità di Vicenza. La domanda, ormai esistenziale per chi vive e lavora in Viale Trieste, è: come bypassare i binari togliendo le sbarre che imbavagliano il traffico del quartiere? C'è un ventaglio di ipotesi con costi differenti. RFI pensa sempre ad un cavalcavia trasversale fuori dall'asse stradale che possa permettere di superare definitivamente questo passaggio a livello, però è chiaro che una posizione oggi non si può prendere se non avendo visto tutti i punti di vista sia tecnici che economici e finanziari. C'è un ventaglio di ipotesi, 7 per la precisione, con l'obiettivo di eliminare il passaggio a livello. Lo aveva detto il sindaco pochi giorni fa commentando uno studio richiesto a RFI dall'amministrazione comunale di Vicenza per quantificare le differenze economiche tra le diverse ipotesi. Credo che una condivisione, una compartecipazione delle risultanze di questo studio di confronto tra le varie ipotesi sia importante. Bene il confronto, certo, ma i cittadini, a cominciare dal consigliere comunale Roberto Cattaneo, che vive da sempre ad Anconetta, hanno una posizione ferma che noi di Rete Veneta abbiamo raccontato più e più volte, ascoltando la gente per strada e dandogli voce. Niente cavalcavia per le auto. Il quartiere non vuole finire sotto a un ponte. Qua a cavalcavia non devono arrivare. Insomma, il quartiere vuole mandare il treno sottoterra in trincea, come si dice. Nessuno scavalchi la volontà dei residenti, dei commercianti, di chi vive e lavora ad Anconetta. Su questo chiediamo una promessa al sindaco che infatti annuncia un'assemblea pubblica. L'idea è quella di fare un passaggio di partecipazione popolare con il quartiere perché venga informato sullo studio di confronto che è stato presentato in comune. Ovviamente il quartiere, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, verrà sentito esprimendo anche un parere su quella soluzione che possono ritenere la più sostenibile e anche rispettosa del quartiere, ma dovremo tener conto anche di quelle che sono le indicazioni dei tecnici, della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria. Intanto la soluzione più immediata è il prolungamento di via Aldo Moro, che scaricherebbe il 40% del traffico da Anconetta. Il prolungamento di Aldo Moro è in fase di redazione il progetto definitivo dopo lo studio di fattibilità tecnico-economica con la posizione dell'amministrazione che ha scelto il prolungamento che segue l'asse dell'elettrodotto e che dopo si ricongiunge alla Postumia, con uno scarico di traffico che si aggira, secondo gli studi e le analisi fatte, intorno al 30-40%. A proposito di treni, ci sono disagi questa mattina nel nord Italia dopo il maltempo che ha colpito Bologna, un guasto ai sistemi di gestione della circolazione, quindi alta velocità intercity regionali con ritardi fino a 150 minuti, 2 ore e mezza. Trenitalia segnala 22 treni ad alta velocità intercity coinvolti con 60 minuti di ritardo. Dalle 12:20 il traffico è in graduale ripresa, la circolazione sta riprendendo sulla Milano-Bologna alta velocità, Bologna-Verona convenzionale, Bologna-Piacenza convenzionale. Alleggeriamo ora i temi parlando del felino del Brenta avvistato tra Cartigliano, Nove e Pozzoleone. Sarebbe, come documentano le foto, un visone americano. Il felino del Brenta non si fa vivo da qualche tempo dopo aver rovinato il ferragosto dei cartiglianesi e non solo, abituati a passare i giorni di festa sulle grave del grande fiume. Chissà, forse ha deciso di migrare a sud verso il Padovano dopo aver oltrepassato Pozzoleone, dove l'hanno visto qualche giorno fa. Oppure non si è mai mosso da Cartigliano e forse non è neppure un felino. Già, perché un nostro telespettatore amante della natura ha un'idea piuttosto precisa sull'identità dell'animale che sta tenendo con il fiato sospeso parecchia gente e l'ha pure fotografato proprio nelle zone in cui è stato avvistato il felino del Brenta.
Eccola qui, la bestiola che potrebbe aver cambiato volto all'agosto dei paesi rivieraschi. Si tratta di un visone americano che il nostro telespettatore ha immortalato durante una caccia fotografica qualche settimana fa. Effettivamente alcune caratteristiche sono sovrapponibili ai racconti dei testimoni spaventati da un animale più grande di un gatto e dal pelo raso. Il visone americano è lungo fino a 60 cm e pur pesando poco più di 1 chilo, quando si dà una scrollata dopo essere uscito dall'acqua raggiunge dimensioni ragguardevoli. La sua presenza è nota in zona da qualche tempo e un paio di esemplari piuttosto giovani sono stati visti anche sotto il Ponte Vecchio di Bassano. Forse qualche esemplare è scappato da un allevamento oppure da un'abitazione, o qualcuno ha pensato di sbarazzarsene dando vita alla leggenda ferragostana. Restano alcune perplessità, come il fatto che i cani dei testimoni si siano impauriti di fronte alla belva, eppure sulle dimensioni c'è chi nutre dei dubbi. Ma il suggerimento, con tanto di foto in esclusiva per la nostra emittente, merita un approfondimento, anche se, diciamolo, sono in tanti a sperare che il mistero non venga mai risolto per poter ripensare con un brivido lungo la schiena alla calda estate del felino del Brenta. Un altro animale, un gattino che se l'è vista davvero brutta, era caduto in una canaletta di scolo del vecchio ospedale di Monselice, salvato dai pompieri. È riuscito a farsi sentire e chiedere aiuto ed ha avuto salva la vita questo piccolo micio grigio caduto in una canaletta di scolo di acque reflue profonda più di 2 metri all'interno del vecchio ospedale di Monselice. Non è stato facile per i vigili del fuoco arrivati da Este recuperare il felino impaurito e bagnato fradicio. Con tanta pazienza e l'aiuto di tutta la squadra, il pompiere Stefano ha afferrato il gatto e lo ha messo in questa gabbietta. Per l'animale finalmente in salvo si sono anche aperte le porte di una nuova famiglia che se ne prenderà cura, sperando che si tenga lontano dai pericoli o almeno da canalette come questa che con le pareti completamente lisce non permettono nessun appiglio ai suoi artigli. Prima di salutarci, lo sguardo al bollettino odierno di Azienda Zero per quanto riguarda i casi Covid. Continua la discesa, anche se un po' più lenta rispetto alle scorse settimane. Sono stati 3.008 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si scende con gli attualmente positivi a 53.741. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, c'è anche qui un leggero calo, meno 5 in area medica, più 1 invece in terapia intensiva. Complessivamente 853 pazienti in area medica e 39 in terapia intensiva, 7 i decessi delle ultime 24 ore. È tutto per questa edizione di Focus TG, ci rivediamo domani, sabato, sempre alle ore 12. Grazie per averci seguito, buona giornata.